E gentili amiche e cari amici, siamo arrivati al 17 di agosto, il caldo non ha mollato ancora l'Italia, ma è passato a Ferragosto, immagino abbiate ancora la forma della faccia, a forma di anguria, ecco, quindi insomma avrete festeggiato con grigliate miste varie. Io vado a bagnare per una rasatura rapida in una giornata che è ancora molto festiva. Ed è difficile fare dei bilanci in settimane in cui accade molto poco. In ogni caso ben trovati anche in questa puntata che io registro, perché sapete il mio impegno è quello di fare una rasatura di servizio, insomma io sono un creator digitale, mi definisco così, ma non è vero, è Facebook che assegna credo ad cazzo delle professioni, quindi io nella vita faccio altro per campare, ma mi faccio la barba anche per voi, anche per copiacere che non si interrompa il nostro fil rouge. Ringrazio innanzitutto l'amico Vincenzo Pitrelli e Donato Ruroni, che poi sarei io, che mi hanno chiamato dalla Calabria, si erano ritrovati una domenica poco dopo l'ora di pranzo, una lunga conversazione graditissima, dove sono stati approfonditi argomenti legati all'attualità, al PIL che oggi hanno i canali di rasatura, a chi entra e chi esce, a chi resta, chi viene pagato e chi cerca di campare facendo quello, chi non sa che cosa dire, chi non sa magari farsi la barba, ma magari non ha grandi argomenti. Ecco, io non è che abbia degli argomenti, perché io li desumo, perché cerco di leggere qualcosa in giro, ho la mia idea, cerco di propalarla, di propagarla, di raccontarvela, mentre vado a preparare con il pre-pre nella boccia di Donato Ciniello. Questa è la soluzione di Alessio, dall'isola siciliana eolica di Salina, perché eolie sarà perché deriva da eo, dal vento, penso di sì. L'ho mica scoperto adesso a 60 anni, chiediamo ad Alessio di spiegarsi come mai le isole si chiamano eolie. Lui e la sua famiglia vivono nella bellissima, ritengo, cittadina di Leni. Io non ci sono mai stato, ma ringrazio sempre del pensiero di chi ha la pazienza, come Fabio Cancellieri, Mirko Falà, Luigi Dal 13, nuovi iscritti, Anthony Beloved, che mi scrive: saluto l'amico Fulvio, che passerà in qualche locale del suo amico Flavio Briatore, sicuramente le giornate ferragostane, introdotto nel mondo dei VIP, insomma, che ci racconta quello che accade sugli spiaggioni sotto quelle tende berbere da 2800 euro al giorno. Chiaramente noi andiamo avanti con la fantasia, Fulvio mi conosce bene, insomma ci conosciamo da molto tempo. Saluto anche Davide, saluto Fabrizio con affetto naturalmente, saluto Riccardo, che non so in quale località starà trascorrendo le sue vacanze per mollare un po' il lavoro nella sua attività di chimico. Saluto l'altro chimico Luca, che lavora con me, un collaboratore molto prezioso, così come saluto anche Pietro che la barba la porta, e andiamo avanti. Allora, abbiamo fatto un piccolo trattamento superficiale, ma andiamo con il Down of Glory a preparare la nostra rasatura. Questo è stato un regalo proprio di Alessio Goodfellas. Hanno una stagionalità i pre-barba liquidi, vedete questo è proprio liquido come un olio. Lo usereste più in inverno, più in estate? Io prediligo un po' più le creme fresche pro raso, olio di eucalipto e mentolo. Bene, ma questo è tutto un altro discorso. Questi sono prodotti costruiti dai Donghi di Bergamo, che sono dei personaggi centrali nel mainstream della rasatura. La loro opera di finanziamento indotto in maniera virtuosa, per carità, ci mancherebbe, di chi si fa la barba in cambio di un piccolo compenso, porta spesso a vivaci polemiche di chi con questi signori fa anche degli ottimi affari e comunque si fa soprattutto bene la barba, perché chiaramente sono specializzati con un parco di prodotti molto vasto e quindi sono fornitori italiani di tutta la nostra community. E voi sarete al mare, questa è quasi l'ora del pranzo come sempre, e quindi vi auguro di essere attovagliati davanti a una fritturina da sport. Hanno molto questi cornetti di carta paglia con dentro tutti questi riccioletti, queste gambe di totanello che escono dai cartoncini. Spesso al mare e in giro per l'Italia si mangia veramente de merda sotto Ferragosto, scusate che purtroppo devo dirlo. Un saluto a chi deve lavorare invece, a servire i clienti, che attovagliate con le loro panze, i loro scollacciamenti e con degli occhiali grossi così, si ritrovano a dover scegliere vari menù, e quindi giornata ancora di festa. Ascoltiamo molto volentieri la nostra Italo Radio, ecco, in questo verzolino
di questi pennarelli fake che io uso, ma mi è cascato nel bidet, ecco, che compro e poi lo scrivono. È una piccola radio, chiudo solo un attimo l'uscio, abbiate pazienza. È una piccola radio locale che diffonde musica chiaramente italiana, mentre andiamo a preparare la rasatura proprio grazie a una creazione, una confezione in alluminio ricevuta da un creator di saponi, Vincenzo Pitrelli, il nostro inviato nella Ville Lumière. Mi ha raccontato che vive in un luogo bellissimo di Parigi, nel pieno centro, nel quinto arrondissement, quindi ragazzi, una grande fortuna, bravo Vincenzo, la tua carriera, il tuo impegno ripagheranno tutti i tuoi sacrifici e tutti i percorsi che hai voluto intraprendere per fare di te un professionista nel tuo settore. Questo è un pennello in puro tasso della Omega, acquistato proprio credo dai Donghi, acquistato alcuni anni fa, è ancora un ottimo pennello, non è umidissimo perché il tasso tende ad asciugare piuttosto in fretta. Andiamo a prelevare direttamente questo saponcino Cheon Fung Shung, correggimi Vincenzo se sbaglio, ricoverato, riportato, rimesso e inscatolato dentro una confezione, magari una tua creazione originale, spiegamelo, io non me lo ricordo, l'ho ricevuto parecchio tempo fa ma l'ho amorevolmente tenuto nella cassetta dei piccoli desideri, che è questa scatola di cartone ospitata nello sgabuzzino dove si trovano tutti i prodotti che estraggo per organizzare le mie rasature domenicali, e quindi possiamo procedere. Non abbiamo un grande mainstream, anzi non si parla d'altro da ieri sera, allorquando alle ore 20 ci ha lasciati per sempre il pennellone, è morto il pennellone, Pippo Baudo, anchorman televisivo che ha fatto la Rai. Carlo Conte ha avuto l'ardire, come da grande leccaculo qual è, di dire che con Pippo Baudo finisce la TV. Non è vero, forse per certi versi non è mai iniziata, è iniziata una televisione nazionale popolare che piaceva a quel tempo. Gran rispetto per un grande artista, un uomo di un'eleganza sartoriale pari soltanto, contrastata da quella di Raimondo Vianello, ma in quegli anni tutti andavano in giro ben vestiti, è solo oggi che c'è un ciarpame umano che si veste, ma anche in televisione, non solo per le strade, le contrade di questo paese, di cialtroneria mista. E quindi erano molto eleganti i presentatori, anche i cantanti erano incravattati. Adesso, senza arrivare a quel punto lì e senza voler giudicare chi la cravatta non la porta, penso che la televisione abbia vissuto un momento di decomposizione devastante dagli anni del Bagaglini in avanti, nonostante i grandi successi, perché si è trasformata la TV, diciamo, artistica e semplice, che riproponeva proprio sulle onde dell'arretratezza del nostro paese, quale è sempre stato, perché è sempre stato un paese arretrato, ancora oggi lo è, anzi adesso sta proprio mostrando la corda dei suoi ritardi. A quel tempo si faceva un po' di arte, e quando è diventata TV commerciale, grazie anche, e molti lo ringraziano ancora, a Mediaset, a Silvio Berlusconi, la TV è cambiata. Quindi il pennellone morto, ha 89 anni, ha 30 anni più di me, vi bagno e procedo con la insaponatura del viso con il nostro Omega in puro tasso. Bene, quindi da ieri, addirittura questa mattina, se voi aprivate i siti dei giornali, leggevate notizie in aggiornamento sulla morte di Pippo Baudo. Pippo Baudo è morto, non poteva aggiornare niente un'agenzia di stampa stamattina. Quindi gli aggiornamenti si fanno sulle crisi geopolitiche, sulle guerre, sulle aggressioni, sulle catastrofi ambientali, non sulla morte di Pippo Baudo. Ma che cosa devi aggiornare? Una volta che hai detto che sei candito, con rispetto parlando, basta, è morto e amen. E che si parli d'altro? Purtroppo ridicoli nella pagina degli esteri, qua alla mia sinistra, i colloqui di Anchorage, dove è stato organizzato un meeting tra Donald Trump e Vladimir Putin, dove Trump non ha tirato fuori niente, soltanto un bieco leccaculismo dello zar, non capisco perché, non hanno risolto un tubo, non hanno fatto una pace, un accordo di cessate il fuoco. Trump aveva portato naturalmente in Alaska la sua The Beast, la sua bestia di automobile blindata contro il gas, contro gli attacchi missilistici e contro le stronzate che lui dice quando si trova al suo interno, quindi con vetri infrangibili anche dall'interno molto probabilmente. E quindi soltanto chi è stato inviato ad Anchorage, saluto Emanuela Bonchino, brava cronista di Rai News 24, che col suo giubbottino ha parlato di orsi e di panorami mozzafiato, perché faceva freddo chiaramente in Alaska il giorno di Ferragosto. Io mi sono portato in una zona di confine con la Toscana per trascorrere un giorno e mezzo, giusto per fare qualcosina, e poi sono rientrato ieri pomeriggio in un caldo infernale lungo tra la quattro corsie Roma Cecina, dove sono uscito per tornare a casa, 38 gradi all'1:30. Benissimo.
ma al di là della calura, il caldo africano continua a essere uno degli argomenti più interessanti per chi non sa assolutamente che cosa dire, perché d'estate sembra che non succeda niente, in realtà succedono un sacco di cose, ma di poco se ne parla, sempre per stare agli esteri. Zelensky è andato a Washington domani, non si sa fare cosa dopo la figura barbina che gli fece fare davanti al caminetto il tycoon, prendendolo bellamente in giro davanti a tutto il mondo, lo ha riconvocato, e Trump vuole poi venerdì prossimo un altro meeting a Washington con Putin, forse vuole chiudere perché non è stato per niente soddisfatto di quello che è accaduto. Mi auguro che le vostre grigliate miste invece siano state eccellenti, che nei vostri resort dove avete organizzato sicuramente qualcosa di molto elegante, chi è andato nell'Egeo, chi nelle isole della Grecia, chi in Spagna, chi in Croazia, chi in Albania, chi in Spagna, chi in qualunque posto del mondo, avrà sicuramente portato il meglio dell'italianità, del nostro essere, del nostro presentarci al mondo, e la barba è pronta per essere rasata. Con che cosa? Ho pescato nella mia scatoletta un manico impero con testa Goodfellas, vi direi, amico, regalo, scusate, dell'amico Marco Marotti da Roma, che saluto con grande affetto perché anche lui è stato il foriero di un'ottima scatoletta ricca di molte cose, tra cui questo rasoio con un manico molto molto ponderoso che avevo già testato, e così rifarò. Vi faccio vedere il piolo centrale, pezzi pesanti. Io non peso mai il rasoio, perché tanto una volta che vi dico quanto pesa un rasoio, ma dice ma cosa me ne frega, l'importante è che la sua esposizione, la sua accoppiata con una lama dia il risultato che è quello di raderci, di pulirci. Quel rasoio già l'avevo provato e oggi lo riprovo con le Feder High Stainless, New High Stainless, scusate, scatole in plastica, e levo l'etichetta, tolgo questa piumata carta paraffinata probabilmente che riporterà qualche sprazzo di cola, e andiamo a arredare subito il nostro rasoio. Sentiamo, se un po' di cola, qualche strappo, tiga attacca con la cola, chi è che la caga con la cola? Sì, eccolo qua. Ecco, è rimasta un po' anche di carta appiccicata ai bordi della nostra lama double edge con iscrizioni che mi auguro riuscirete a leggere. Lame giapponesi, le Feder sono considerate delle lame ultimative, storicamente blasonatissime, ed andiamo ad appoggiarle. Mi giro un po' la camera così riesco anche a prendere quel piccolo Tazebao che è la prima pagina del Corriere dell'Umbria, tanto per dire qualcosa di diverso, visto che i giornali ci sono ma non li ho comprati. E andiamo a posare il posalama, molto compatto, sembra un lingottino, è un pezzo pesante, non è un posalama che esiste tanto per esistere in materiale leggero. E quindi è stato fatto qualcosa secondo me dei produttori di questi rasoi, un'esposizione interessante, non cattivissima, ma sicuramente da testare subito, e così andremo a far cantare, perché canterino questo rasoio con la Feder molto bene. Sentite come agevolmente il peso potenza che si trasferisce tra inclinazione e peso del manico dà la sensazione di radere e tagliare piuttosto bene. Mento, barbe rapide, infonde sicurezza, nel senso vi dà l'idea di essere un rasoio non cattivo. Chiaramente fate attenzione perché è sempre una lama, una Feder. La barba è stata fatta il 14 agosto, sono 3 giorni. Quando si dice una barba di 3 giorni si è presentato, che barba di 3 giorni, vabbè. Zona baffi, bene. Cercherò in questa puntata per l'appunto di non dilungarmi sulle notizie, sono veramente stringate. Agli esteri volonterosi in video chat, Merz, Macron e Starmer in una piccola saletta stanno cercando di far capire che esiste anche l'Unione Europea nelle trattative sulla guerra in Ucraina, e non solo. In realtà purtroppo i fatti si incaricano di dimostrare che l'Europa non conta nulla, o che conta molto poco, e Putin ha detto è andato bene al vertice di Anchorage, speriamo che l'Europa non si metta di traverso, quindi vuol dire che ha fatto anche un po' finta.
ci ha voluti un po' legittimare, come dire, speriamo che ci diano una mano. In realtà purtroppo non è poi così vero che non contiamo nulla, ma sicuramente contiamo meno di quanto ci vogliono far credere. Secondo passaggio, perché questa lama, il primo passaggio l'ha svolto egregiamente, quindi consiglio questo orologio. Per chi giustamente vuole farsi la barba in tempi rapidi, quindi vuole rimanere entro il quarto d'ora, perché comunque il quarto d'ora 20 minuti, anche se la mattina dovete andare a lavorare. Andiamo a ripescare un po' di Chang Fung Shung dell'amico Vincenzo, dal nostro vasetto in alluminio, molto carini questi vasoi che usa per contenere i saponi. Vi devo dire che è una profumazione, è una meccanica molto buona. Non saprei gli ingredienti perché, essendo anonimo, molto artigianale, in questo momento sto usando un prodotto veramente proprietario, quindi insomma è un blend su base Chang Fung Shung Torino, strada del Cascinotto, alle porte di Torino, città in cui sono nato 59 anni fa. Conosco bene la zona, non è una delle zone più belle della città, ma annovera ancora qualche residuato di fabbrica, dopo che l'Iveco è stata venduta alla Tata indiana. Nelle parti di strada del Cascinotto c'era in lungo Stura, Lazio, un impianto di fabbricazione, di produzione di veicoli industriali, ma adesso l'Italia in generale e Torino, non parliamone, sta andando completamente a scatafascio. Interessanti articoli di due giovani start-upper torinesi che sono partiti dal liceo d'Azeglio, dove hanno studiato facendo giornalino e stampandone 5.000 copie distribuite nelle scuole, a fare formazione ai manager. Hanno una startup, dicono che fattura 1 milione di euro, quindi si stanno sostituendo a quei vecchi sistemi formativi con quei barbogi di docenti pagati per dire stronzate, pure dette male, che si dimenticano. Questo lo dicono infatti esattamente dopo 12 giorni, che si è stabilito che i corsi a cui voi partecipate a pagamento vi forniscono informazioni che dimenticate in 2 settimane. Quindi questa nuova tecnica, andate a leggere sulla stampa, se vi interessa vi posso girare il link per chi vuole capire cosa vogliono fare i giovani, cosa possono fare i nostri giovani. E mentre mi accingo a fare il secondo passaggio, vi aggiungo che questi due ragazzi hanno detto che Torino sì, è la nostra città, ma noi non staremmo qui, perché è una città che non ha capito assolutamente dove bisognava andare per fare sviluppo e per ammodernarsi. Cosa già detta da decenni. Noi da Castellani, Alleanza per Torino, all'attuale sindaco Lo Russo, abbiamo assistito a una città che ha fatto finta di esistere, che è andata in deliquio per le anti-final di Yannick Sinner e che per il resto ha tolto qualche pride alla zona nord, al Parco Dora, ha soltanto cercato di inventare dei festival completamente inutili solo per farseli finanziare, pagare qualche sottopancia e dare qualche mancetta a qualche consulente, e il tessuto industriale chiaramente è crollato miseramente. Grazie anche alla famiglia El Khan, che non è più un Agnelli, che da ormai 15 anni ha decretato la fine della ricchezza portata dai fattori produttivi del comprare un bene e rivenderlo per lanciarsi sulla speculazione finanziaria. I paesi non prosperano sulle speculazioni finanziarie, ricordatevelo. Per fare soldi, fare benessere, creare sviluppo bisogna lavorare, non stare sulle poltrone, frau. Va bene, contropelo, molto bene, con un po' più di grazia, lo sento che morde il rasoio, Questa radio è molto ballerina nel senso dancing, nel senso che propone musica disco, che non è proprio da ora di pranzo della domenica con 36 gradi fuori, ma insomma, beh, per fortuna. La temperatura nel mio bagno di casa è accettabile, l'aria ha accesso attraverso una piccola finestra che si trova alla mia piccola finestra, che si trova alla mia piccola alla sinistra, non gira molta aria, ma che dire, una volta nessuno si lamentava per il caldo, una volta si lamentava perché non avevano da mangiare. Partiamo dalla fine, boom, boom, crollo qua in verde, Lega Coop, saliranno ulteriormente i prezzi degli alimentari, quindi preparatevi. E pare che la causa siano le temperature elevate, quindi cerchiamo di capire cos'è che può
essere associato all'aumento dei prezzi portati dalle temperature elevate. Quindi io ho concluso anche il contropelo. Senza dubbio un ottimo rasoio, grazie Marco. Bene, saluto Matteo Preda e tutto lo staff e Alex Nurs naturalmente, grandi animatori del canale, e gli amici della Pogonotomia chiaramente, che sono spesso, a volte, anzi ritornano sempre meno di prima, ma vi saluto con grande affetto. Bani. Molto carini gli unboosting di Donato Ruroni e gli acquisti fatti dopo un tour negli acqua e sapone con Vincenzo, credo, io me li immagino, Rick e Gian che girano per questi centri commerciali del benessere, del bien-être, dell'estetica, e ho visto una bellissima confezione di Davidoff che io ricordo con grande affetto, ma non era il mio profumo preferito. In ogni caso, bella la confezione, sempre curioso lo spacchettamento dei ricchi imballaggi destinati a contenere i profumi, le acque di colonia, perché sono prodotti costosi. Anche chi produce gli imballi per queste case ha l'incarico di farli molto belli, anche perché si vende anche il cartone quando è esposto sugli scaffali e deve emergere per attirare il cliente, quindi molto bene. Quindi noi continuiamo in maniera molto artigianale, questo è il terzo passaggio, l'obliquo, a occuparci insomma di una piccola parte informativa, veramente di piccole, sintetiche, in questo caldo 17 agosto 2025. Andiamo agli interni, piccoli criminali, chiaramente la copertina che ha tenuto il banco per tutta la settimana erano i 4 ragazzi, il più giovane di 11 anni e alla guida di un'auto un tredicenne, che hanno ucciso una donna a Milano, poi recuperati e individuati in un campo rom di Milano. La polemica chiaramente è impazzita, quindi io mi sento di scagionare questi piccoli delinquenti che non possono neanche essere processati essendo minori, ma soprattutto è chiaro che lo strale va a finire esattamente in fronte ai genitori e a chi questi genitori consente in quelle condizioni di non occuparsi dei propri figli, infrangendo delle regole del vivere civile, perché il nostro codice prevede che i figli vadano tutelati, cresciuti, almeno fino alla maggiore età. Quindi si tratta di genitori criminali, quindi piccoli criminali mica tanto, grandi criminali, i loro genitori. Sangue di famiglia, altri omicidi naturalmente. A Faro d'Ischia, ho capito bene, morte 3 persone, quindi un omicidio, ha ucciso la ex col compagno della madre di lei, poi chiaramente si è ammazzato anche lui, e meno male, poteva ammazzarsi subito, così risolveva il problema, non ammazzava anche queste povere donne disgraziate. Chi è finito in mezzo in queste faide allucinanti? Piccolo red dot, eccolo qua, vedete, un rasoio semplice, però track, sono riuscito a tagliarmi, ma poco male. Farò attenzione. Questa musica potrebbe essere una Valerie Dore, per esempio, ma non credo. No, sono The Sweeps, ottimismo. Voi potreste immaginare una discoteca di Capua, non so, mi viene in mente, oppure il mitico Cyborg di Attigliano, che si vedeva lungo l'autostrada Roma-Firenze fra Orvieto e Orte, viaggiando verso Roma sulla sinistra, che esiste ancora. Con queste canzoni i giovani fino agli anni 2000 e anche un pochino prima trascorrevano le loro notti, i balli, le amicizie, i social non esistevano ancora, erano ancora in quegli anni gli albori, gli inizi della rete, e poi è tutto finito, è finito quel modello di vita. Se andate a vedere i siti delle discoteche abbandonate, ce ne sono diverse che hanno raccolto immagini raccapriccianti di quelli che erano i tempi del divertimento, molti nel nord-ovest italiano, nel Novarese, nella Lomellina, nel Pavese, dove in quella parte d'Italia giravano già i soldini all'epoca, e gli 883 imperversavano nelle sale da ballo delle loro zone, segnando certamente una pagina, diciamo, di storia della società del divertimento. Terzo passaggio concluso, acqua fresca per pulire immediatamente il viso
e prendiamo l'asciugamano che è un bianco un po' un grigito dal tempo, dagli ammorbidenti, da quelli che sono gli alcali detersivi che gli asciugamani dopo una certa età subiscono dopo numerosi lavaggi, e quindi sempre nella loro simpatica artigianalità abbiamo anche qua del fiorame, vedete, inventato dalle tessiture meccaniche, vedete, alcuni fiori in sotto impressione. Mentre siamo girati, togliamoci la schiuma dalle orecchie, perché uno dei segni di senilità è, oltre che quello di dormire con la bocca aperta al pomeriggio, è quello di avere la bottega dei pantaloni e la cerniera giù, perché uno si dimentica di tirarla su, e la schiuma da barba dentro le orecchie e i peli che escono dalle orecchie. Quindi queste cose qui sono terrificanti, fanno parte di quello che deve essere la cura fino in fondo, perché anche la barba bisogna farla, bisogna concluderla, bisogna mettere il dopo barba quando si è finito, il pre barba quando si comincia, eseguire la rasatura con coscienza, ma anche dopo tutti i particolari, perché il viso è vostro, lo portate in giro, porta il vostro nome, vi riconoscono per la faccia che avete, quindi curate nei dettagli le cose, non fate tutto così alla Carlona. Un altro morto sul Monte Bianco, l'ha recuperato con l'elicottero del 118, chiaramente nei canaloni di gran moda, in gran moda gli incidenti estivi che cadono veramente con una frequenza ormai disarmata, è pieno di gente che va con le scarpe da ginnastica, con le sneaker, a camminare a 4.000 metri. Questo non so cosa gli è successo, pace all'anima sua. 20 agosto le scadenze fiscali, non volevo rovinarvi la domenica, ma ci sono l'INPS, l'IVA, ce ne sono una serie da pagare per chi lavora in proprio, per chi invece fa il dipendente, tutto prelevato alla fonte dal sostituto d'imposta che è l'azienda per cui lavorate, che trasferisce allo Stato le vostre tasse, che vi fanno un culo così, se ve ne siete accorti. Però il 20 agosto potete non interessarvene, perché è affare di altri, di quelli che lavorano in proprio. Questa giovane Marà, 22enne, morta di fame a Pisa, giunta da Gaza in condizioni disperate per delle complicazioni, morta in Italia per la fame nel suo paese, 1700 persone già uccise. Mentre aspettavano il cibo, avete visto alcune immagini di bambini con le pentole in testa, con le maniglie, che cercavano di giocare in una situazione così drammatica. Tu immaginate le temperature, noi ci lamentiamo del caldo che fanno sul nostro paese, immaginate nel deserto del Negev o nella penisola che si estende a nord del Giordano. Lega Coop aumenteranno i prezzi, l'abbiamo già detto. Teleproboscide non sta promuovendo niente, perché questa vicenda delle croste dei vecchi quadri non è gestibile in un ambiente, non solo nel mio bagno ma anche nella casa in cui non saprei dove stoccare le centinaia di quadri che sarebbero da bruciare nei camini, ma che si trovano invece nei mercatini dell'usato. Ci sono alcune veramente pregevoli vergogne che andrebbero usate per accedere al camino, però me le fanno pagare. Però sarebbe bello avere un caminetto alle spalle molto grande, tipo quelle che si trovano, non so, ad Acqua Pendente, oppure nelle vecchie case delle campagne del centro Italia, nei centri storico-medievali, avere una fiamma alta così, un po' di distanza naturalmente, qua è un po' stretto il bagno, che è utile a bruciare questi quadri. Quindi potremmo fare delle quotazioni con teleproboscide e poi a seconda della quotazione dare, secondo un rito artistico satanico, una sorta di rating, no? Diciamo, alla distruzione con le fiamme di questi orribili quadri che ormai infestano i muri delle nostre case ormai da 100 anni, altro che 100 anni. Comunque andiamo avanti, non ci perdiamo, vi avevo promesso una piccola pagina in forco l'occhiale prima di passare all'aftershave, che è necessario in una giornata così calda. Eccomi, pagina 1 del Corriere dell'Umbria. C'erano una volta gli artigiani, anche a Brescia sentivo, non solo in Umbria, hanno cessato 3.000 persone la partita IVA, hanno chiuso, quindi se vi serve un idraulico, un artigiano, un saldatore, uno che vi aggiusti qualcosa, un giardiniere o un decoratore, fatevi il segno della croce, imparate, prendete l'auto e andate al Brico Center a comprare il pennello, latta e tutti gli accessori, perché non li troverete più questi signori. Crolla il numero degli artigiani in Umbria, figuriamoci, una regione delle più piccole d'Italia, figuriamoci il resto d'Italia. Un calo superiore alla media nazionale, però in 10 anni dal 14 al 2024, cioè si è registrato un caso del meno 27%. Peggio hanno fatto solo le Marche con meno 28%. Poi abbiamo Lamberto Boranga, chi non se lo ricorda chi ha 70 anni come me, ha 83 anni, portiere a vita, era un portiere di Serie A e allena una squadra, tanto da avere conquistato la prima pagina del Corriere dell'Umbria e alleva la Trevana.
che è una società di calcio di Trevi, per appunto, paese, cittadino in provincia di Perugia, che milita in prima categoria. Chiaramente sulla spalla al Corriere relega chiaramente la politica estera, l'incontro storico rafforza il Cremlino. Questo è Sergio Casagrande, cronista del Corriere dell'Umbria, giovane ustionato sul Monte Peglia e poi ventenne accoltellato in centro a Terni, caccia all'aggressore, indagini in corso. Queste potrebbero essere tutte uguali, qua c'è scritto Corriere del Trentino, Corriere di Bologna, Corriere di Viterbo, Corriere di Parma, Corriere di Crotone, la Calabria, le Isole, Gazzettina del Sud, sarebbe tutto uguale, a parte Boranga che forse metterebbero qualche altra immagine, gli artigiani scappano dappertutto, cioè è tutta una situazione generale che non può che portare a delle battute molto salaci ma anche piuttosto cattivelle. E allora farò prima l'aftershave e poi vedrò una piccola chicca. Non avendo il Foglio, che è uscito venerdì Ferragosto per il weekend, perché sabato ieri non era uscito, io oggi prendo e mi aspergo con questo bellissimo bombardone di Floyd Massage genuino, mentolato, vigoroso. Saluti al nostro amico del Trentino Tiziano Goller. Io lo ricordo sempre perché io questa confezione originale con queste iscrizioni originali io non l'avrei mai trovata in nessuno dei negozi distributivi, neanche online, e quindi sentite la pioggia come vi inonda il viso. Io credo che Floyd faccia parte veramente della storia della rasatura, grandissimo, con la sua pompetta proprietaria, bomba da 400 ml, nessuno legge mai il retro del Floyd, ma anche interessante, vedete, potete anche dare uno sguardo se la ferma immagine ve lo consente, e potrete farvi venire la voglia domani col caldo di andare magari da qualche parte a comprarne, magari in un negozio fisico, una confezione. Non compriamo sempre tutto online, magari c'è anche una profumeria. Io qua ho la profumeria Giuse a Cecina, che di fianco al Duomo di Cecina ha un assortimento incredibile. Io le lamette le compro da lei, alcuni prodotti di rasatura come questa bellissima ciotola Uppercut Deluxe che mi è stata regalata per un compleanno, è stata acquistata da lei. I prodotti Uppercut sono molto interessanti e ho visto che fanno anche, a proposito, perché l'ho terminato ma non l'ho ancora preso, dei sali oceanici spray da mettere sui capelli a mo' di gelatina. Bene, non vado oltre, vado a chiudere con una notizia che vi ho già dato quando l'ho iniziato, ma vi do adesso che l'ho finito. Concluso questo libro di Giuseppe Turani, uscito nel 1992 per Sperling Kupfer, l'ingegnere, la figura di Carlo De Benedetti e l'assalto ai cieli della finanza. Quando ho finito di leggere ho scoperto che nel 92 Giuseppe Turani, un bravo cronista, che vediamo raffigurato in un'immagine come quelle che correvano in quegli anni, guardate che vecchia foto da giornalista, non esisterebbe più nello schiaffo di un libro che questa parte qui, una foto così antica, però si scriveva in un modo antico, quindi mancava anche quell'ironia che poi oggi è stata sdoganata nei confronti dei politici e dei personaggi. Era tutto più polite, era tutto più educato, ma questo libro vale la pena di leggere perché De Benedetti non ha avuto soltanto fortuna, ha preso anche delle sonore batoste, ma era certamente un bel tipino. E quindi per concludere vado nell'attualità e mi riferisco a questo numero del Foglio acquistato mercoledì 13 agosto, e il pezzo di Saverio Raimondo, che è sempre uno dei principali fornitori di buon umore che io utilizzo, che scrive sul Foglio perché mi diverte tantissimo, ha a modo suo raccontato il vertice di Anchorage prima che questo accadesse, colloquio al fresco. Questo è il titolo di questo pezzo, per l'appunto pazzo Trump che ha pensato prima a Roma, aveva chiesto alla Meloni di organizzare a Roma, poi per fortuna, non male che è andata bene, che ha pensato di farlo in Alaska, e quindi l'11 agosto è stato spostato dal 15 in Alaska. Ma è ovvio, Putin avrà dato un'occhiata al meteo e avrà detto al presidente degli Stati Uniti: ma che ci andiamo a fare a Roma con 40 gradi? C'è sta il caldo africano. E sarà pure tutto chiuso, perché tutti i negozi a Roma erano chiusi, ve lo posso dire perché sono passato proprio in quel giorno nella capitale. In effetti immagino che a Meloni, dice Saverio Raimondo, si è preso un bel colpo quando la scorsa settimana Trump l'ha chiamata per chiedere di organizzare il vertice. Non ve lo voglio leggere tutto. Donald dice: stanno tutti al mare, out of office, con la risposta automatica impostata sulle email.
e quindi al massimo toccava organizzare in qualche località di villeggiatura, magari una di quelle in crisi, per sollevarli un po', tipo Jesolo, ma per risolvere le crisi diplomatiche sullo scacchiere internazionale si rischiavano quelle familiari in Italia, funzionari tutta la vacanza al telefono, poi richiamati a Ferragosto, costretti a lasciare moglie e figli di chissà dove, magari nella seconda casa con i genitori di lui, per tornare a Roma, perché ci stanno Trump e Putin, i bambini che piangono perché neanche quest'anno si va a Gardaland, e la consorte che giustamente chiama la Bernardini De Pace, nota avvocatessa divorzista, per chiedere per l'appunto la separazione. Molto divertente questo articolo. Non so, dice Severo Raimondo, per tagli un po' il pezzo perché è un po' lunghetto, quali decisioni prenderanno poi due venerdì, sempre che poi si vedano veramente. In realtà è successo che si sono viste, abbiamo visto nella cronaca della notte di Ferragosto. L'idea di fare Ferragosto in Alaska non è male, dice il meteo, dice che la massima non va sopra i 18 gradi, la minima non sotto i 10, freschetto ma non troppo, manica lunga ma guardaroba primavera-estate, per fare la valigia non devi neanche tirare giù il cambio di stagione, ti bastano le scarpe chiuse e la giacca a vento. Certo, in Italia i due capi di stato stranieri avrebbero trovato la grigliata e il cocomero, in Alaska al massimo i ghiaccioli, per giunta al gusto di salmone, ma Trump può sempre chiamare Meloni e farsi mandare i suoi omonimi, con dazi eccezionalmente al 10% per l'occasione. Non che questa, conclude, sia l'estate dell'overtourism, alla fine a forza di gridare al lupo turista, quest'anno non c'è nessuno da nessuna parte, però in effetti in Alaska difficilmente trovi gente, tantomeno trovi dei meridionali. Ho dato un'occhiata online e anche oggi sia negli alberghi sia su Airbnb si trova del posto per dormire. Gli aerei costano un po', ma adesso ti fanno portare l'acqua a bordo e anche lo shampoo. Avete sentito che hanno allargato le maglie nei controlli di polizia negli aeroporti, questo lo aggiungo io. Così volendo li metti insieme e ti puoi anche lavare i capelli fra il decollo e l'atterraggio. All'Ucraina poi ci si pensa, intanto Trump e Putin ci hanno svoltato il Ferragosto. E grazie di questo pezzo divertente di Severo Raimondo, con la quale chiudo la mia rasatura settimanale, vi auguro una buona domenica, state freschi, tenete sempre la zucca ben ventilata, e una buona domenica da Andrea e da domenica, che barba! Ciao!